650 iscritti all'edizione 2019 della Rea Palus Race. La manifestazione in programma sabato e domenica a Rapallo ha fatto registrare quest'anno il record di presenze. Nonostante la pioggia e il mare mosso di oggi, che costringerà gli organizzatori ad apportare qualche modifica al percorso, la manifestazione nel suo complesso è confermata secondo il programma. Si comincia sabato alle 14 con gare con qualifica a tempo e finale 1 contro 1 e alle 18 il contest presa d'acciaio. Il tutto in piazza 4 novembre, dove verrà allestito il village che si animerà domenica mattina fin dalle 9. Domenica si entra nel vivo a partire dalle 10 con il corteo degli sbandieratori del gruppo storico Sestieri di Lavagna, che partirà da piazza Cavour e raggiungerà la zona del lungomare. Qui dalle 10:30 l'inaugurazione ufficiale della manifestazione. Alle 11 la partenza della prima batteria. Partenza ore 11 con una prima serie di ostacoli in passeggiata a mare. Proseguiamo con questa running trail verso il santuario di Monteallegro, 610 metri di dislivello, un percorso impegnativo ma molto divertente. Si raggiunge il santuario, si rientra sullo stesso sentiero per raggiungere nuovamente la passeggiata e nuova serie di ostacoli per raggiungere l'arrivo in piazza 4 novembre. Le batterie partiranno poi dalle 11 ogni 10 minuti. L'ultima è prevista alle 13. A partire dalle 15 la premiazione, sempre in piazza 4 novembre, dove oltre alla zona dell'arrivo saranno allestiti anche gli ultimi 3 ostacoli da superare in un'unica struttura di 34 metri. La zona sarà pertanto perfettamente visibile dal pubblico per un risultato che si annuncia spettacolare. Grinta, successo, ma soprattutto forza e coraggio.